L'intelligenza artificiale sarà al centro di una 3 giorni organizzata dal cluster di TEDI di Tavagnacco dal 18 al 20 ottobre con i massimi esperti del settore che arriveranno appositamente in Friuli. Dal 18 al 20 ottobre Tavagnacco diventerà il centro del dibattito sull'intelligenza artificiale e il futuro delle città, ospitando il Tavagnacco Artificial Intelligence Forum, città generative e società contemporanee. L'evento, organizzato da Ditedi e dal Comune, vedrà la partecipazione di illustri protagonisti del mondo scientifico, tecnologico e accademico, offrendo al pubblico workshop e momenti di riflessione sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella società attuale. Tra i grandi ospiti dell'edizione 2024 spicca Federico Faggin, fisico e inventore, noto per aver sviluppato il primo microprocessore, che sarà presente domenica 20 ottobre alle 10 per la presentazione del suo libro Oltre l'invisibile, dove scienza e spiritualità si uniscono. Faggin affronterà temi legati alla sinergia tra tecnologia, scienza e spiritualità, offrendo una prospettiva unica su come queste dimensioni possano convivere. Marco Landi, ex chairman di Apple e attuale presidente dell'Istituto Europea, interverrà sabato 19 ottobre alle 15 con un talk dal titolo Il superpotere degli algoritmi, dove discuterà l'importanza dell'intelligenza artificiale nei nuovi scenari economici e tecnologici globali, ma saranno molti gli esperti che si confronteranno sulle varie sfaccettature. Uno degli obiettivi del festival, spiegano Francesco Contin, responsabile del progetto di TEDI, e l'amministratore unico Nicola Bosello, è la sensibilizzazione verso i cittadini e le persone meno consce probabilmente dell'impatto che l'intelligenza artificiale ha e avrà sulla quotidianità di tutti noi. Un'iniziativa particolare sarà la sessione dedicata alla sintesi vocale in friulano, presentata da Arlef in collaborazione con il cluster di TEDI, in cui si evidenzia il ruolo dell'intelligenza artificiale nella promozione delle lingue minorietarie e nella preservazione del patrimonio linguistico.